Straordinaria lacrimazione di una statua di Sant'Antonio. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di un fenomeno straordinario che è accaduto nel santuario di Polla, che praticamente si trova in provincia di Salerno. L'episodio in questione si è verificato sabato 12 giugno 2010. All'incirca erano le 15:15, quindi era in piena ora della coroncina alla Divina Misericordia, che in genere si recita proprio dalle 3 alle 3 e un quarto. E praticamente c'era un frate che appunto si trovava nel convento di Polla. In quel momento, a quell'orario, stava passando davanti ad una statua di Sant'Antonio. A un certo punto, nel passare davanti a una statua di Sant'Antonio, notò che delle lacrime scendevano dagli occhi di questa statua, e non solo scendevano delle lacrime, ma gli occhi erano arrossati e umidi e come se sembrassero veri praticamente, no? Come possono essere gli occhi di una persona realmente, cioè esistente in carne ed ossa, quando piange, no? In genere gli occhi si arrossano. E quindi gli occhi apparivano anche lucidi e sembrava che questa statua stesse piangendo da molto molto tempo. Chiaramente ecco, immediatamente, questo frate ha avvertito i confratelli e l'autorità ecclesiastica, che ha potuto osservare, questo fenomeno di lacrimazione ripetersi a intervalli regolari fino alla tarda sera di quel giorno, e poi anche nella mattinata, del giorno seguente, cioè di domenica 13 giugno. Quindi, davanti a quella statua subito vennero fatte numerose preghiere, ci fu l'invocazione allo Spirito Santo, vennero recitate, le tante litanie a Sant'Antonio, e soprattutto gli viene cantato il famoso canto Si Cheris Queris Miracula. A un certo punto, ecco, chiaramente fu necessario provvedere a fare degli accertamenti. Il vescovo locale ordinò che fosse appunto prelevato il liquido dagli occhi del santo, il volto venne poi asciugato, deterso, insomma, con dei panni di lino. I risultati dell'inchiesta, dell'indagine ordinata dall'autorità ecclesiastica, arrivarono il 13 febbraio del 2011, quando con un decreto venne proclamata l'autenticità, la veridicità dell'evento, quindi fu riconosciuta la soprannaturalità di questo evento, definito proprio miracoloso. Tutti i panni di lino che furono usati per asciugare queste lacrime che fuoriuscivano dalla statua vennero immediatamente custodite in un'apposita teca, e tuttora vengono considerate delle reliquie che recano impresse i segni dello straordinario miracolo. Ecco, vi lascio appunto alla contemplazione di queste straordinarie immagini. Vi auguro, pregandoci davanti a questa statua, di poter avere anche voi, insomma, di trarre dei benefici di guarigione o fisica o spirituale. Grazie cari per il consueto affetto con cui mi seguite, e vi possa Sant'Antonio ricolmarci, insomma, di tante benedizioni, e vi auguro una santa e buona giornata. A presto cari.